Supersound presenta Tratta tutto, la Sardegna, senza segreti. Attualità, commenti, notizie e interviste raccontati da Vittorio Sanna con la musica di Supersound. Tratta tutto, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle 20. Ciao Vittorio, come ti avevo promesso ti do un aggiornamento sulla situazione alla Corte del Sole. Purtroppo non ho buone notizie sull'apertura dei punti vendita all'interno del Sardinia Outlet, perché ha prevalso la linea interpretativa da parte del Comune e del SUAP locale di considerare i punti vendita all'interno di tante medie strutture, ovvero tanti piccoli centri commerciali, sebbene siano annoverati come esercizi di vicinato e quindi piccoli esercizi assimilabili a quelli sulla via pubblica, però c'è quest'altro fattore che ha prevalso, un'interpretazione che come tutte lascerebbe spazio ad altre, magari altrettanto autorevoli per carità, che porterebbero in direzioni opposte. Però noi non ci siamo sentiti di opporci perché il tema è troppo delicato. È innegabile che poi in momenti come questo qui a volte prevalga la forma, la definizione, l'estetica, piuttosto che magari il vero comportamento diligente e l'etica delle persone. Insomma, noi siamo da questo punto di vista qui ci sentiamo a postissimo con la coscienza, perché abbiamo fatto investimenti importanti per cercare di tenere la struttura a un livello di sicurezza super adeguato, e come ti dicevo già la settimana scorsa, assistere a certe scene nelle vie pubbliche veramente ci fa star male, perché oltre al danno, diciamo, c'è anche la beffa, perché abbiamo una struttura super sicura, super controllata, eppure dobbiamo rinunciare a tenere aperto, contando pure che nei festivi e nei prefestivi è il momento in cui si concentrano maggiormente le vendite, quindi insomma, momento assolutamente delicato per noi, delicato per chi dovrebbe interpretare o prendere delle decisioni in tal senso anche a livello locale. Abbiamo parlato del Comune, la Regione lo stesso non si è espressa perché in questo momento, peraltro immagino che è un momento particolarmente delicato su interpretazioni un po' estensive dei decreti o misure che non sono state magari troppo restrittive, però ti posso dire che per esempio la Regione Veneto, che credo che sia presa un po' come punto di riferimento sia per la questione sanitaria che per quella anche economica, ha fatto un documento in cui, in un articolo in particolare, si è espressa, te lo leggo, ce l'ho qui davanti: i parchi commerciali devono considerarsi esenti dalla chiusura prefestiva e festiva laddove non vi sia un atrio al chiuso di accesso agli esercizi commerciali singoli, ma sia caratterizzato da spazi aperti di accesso ai singoli esercizi. Non a caso, grazie a questo articolo qui, a Noventa di Piave un outlet di MacArthur Glen, più grande del nostro tra l'altro, più importante del nostro, rimarrà aperto. Niente, questo è l'aggiornamento. Se ci dovessero essere evoluzioni ci sentiamo, un caro saluto, a presto, ciao.